È stata inaugurata lo scorso 18 dicembre la manifestazione Libri in Galleria, promossa dall'Assessorato regionale dei beni culturali e del Comune di Cagliari in collaborazione con l'AES, Associazione Editori Sardi. Fino al 23 dicembre il secondo salone dell'editoria e del libro sardo, ospitato nella Galleria Umberto I del Bastione Sanremi a Cagliari, ha proposto al pubblico il meglio della produzione delle oltre 40 case editrici coinvolte, con migliaia di titoli, tra cui novità editoriali e volumi rari. L'iniziativa, che rientra tra le attività di promozione dell'editoria regionale finanziate dall'assessorato, ha rappresentato insieme alla Fiera del Libro di Macomer la più grande esposizione temporanea di libri e case editrici sarde. Libri in Galleria nei 6 giorni di apertura ha offerto anche un ricco programma di eventi tra letture, reading, incontri con gli autori, teatro, cinema e musica. L'iniziativa inoltre, nell'apposito spazio dedicato ai bambini Isola Ragazzi, ha coinvolto anche le scuole elementari che hanno ricevuto le prime copie della rivista didattica Corriere de Sa Scola, curata dagli assessori comunali delle politiche sociali e delle politiche scolastiche.